Al via la 16ª edizione del Trail di Portofino, organizzata da SD Atletica Due Perle. La competizione quest'anno prevede un percorso di 21 km con 900 metri di dislivello positivo sulle strade e i sentieri del Monte di Portofino. Partenza fissata domenica 10 novembre alle 9 a Santa Margherita Ligure nella splendida cornice di Villa Durazzo, che sarà anche il termine della gara, a completare una giornata di sport e le iniziative non competitive. Il 10 novembre ci sarà il Trail di Portofino, anzi sentieri di fraternità sul Monte di Portofino, che comprende appunto il trail e la marcia arcobaleno, e anche ritorno alla più bella, quindi ci sarà spazio anche sia per atleti agonisti ma anche per semplici camminatori. Non solo sport, ma anche solidarietà. Il deposito cauzionale previsto per l'iscrizione potrà essere devoluto a Ignesa, associazione a sostegno dei bambini orfani e fragili della regione degli Altopiani del Togo, con aiuti di prima necessità, istruzione e assistenza sanitaria. Riusciamo a dare a più di 130-140 bambini un pasto al giorno a scuola, perché loro in una condizione un po' difficile non vanno a scuola perché hanno fame. Quindi dando da mangiare a questi bambini hanno l'entusiasmo di venire a scuola, di studiare. In campo sanitario, l'associazione ha iniziato quest'anno il progetto di costruzione di un poliambulatorio che, una volta terminato, potrà assistere circa 3.000 persone. Sono 3 padiglioni. Il primo padiglione è quasi completato nella struttura portante. Dobbiamo completare la parte interna con tutto quello che deve essere fatto, piastrellato. E gli altri 2 abbiamo già messo le fondamenta e dobbiamo comunque completare le strutture portanti. È chiaro che purtroppo le donazioni sono quelle che sono e quindi delle volte dobbiamo anche rallentare i lavori perché ci mancano i fondi. Ecco, questa è la cosa importante. Iscriversi al trail o alle corse non competitive è semplice. Intanto si può andare a visitare il sito www.traildiportofino.it, lì si possono trovare tutte le informazioni necessarie, e poi ci si può presentare la domenica mattina, il 10 di novembre, a Villa Durazzo, e lì si può fare l'iscrizione.